europee, è un luogo e una sede di molte istituzioni internazionali importanti. Oggi siamo ospitati da una importantissima istituzione, l'Ateneo Veneto, che tra l'altro da pochi giorni ha rinnovato i vertici, quindi vogliamo fare un augurio anche per quanto riguarda il lavoro del futuro del nuovo Presidente. Il titolo che è stato scelto è ovviamente un titolo molto ambizioso, è un titolo che ci interroga, è un titolo che ci crea indubbiamente anche qualche preoccupazione, ma visto che siamo anche a ridosso di una campagna elettorale molto importante che riguarderà il nostro paese, l'Italia, ma avrà delle ricadute necessariamente anche per quanto riguarda lo scenario europeo, direi che non c'era modo migliore per iniziarla con l'interrogarsi su cos'è la sinistra in Europa ai giorni nostri e soprattutto cosa vorremmo che la sinistra fosse per provare a seguire, diciamo, il nostro programma e le nostre idee, in modo particolare legate all'uguaglianza e alla lotta alle disuguaglianze. E penso che il vero obiettivo che noi abbiamo è sia quello di analizzare, l'abbiamo fatto tante volte e credo che l'abbiamo fatto anche molto bene, ma l'obiettivo ancora più ambizioso è indubbiamente quello di provare a dare delle risposte e provare soprattutto ad essere credibili alla luce rispetto a quelli che sono chiamati non soltanto ad esprimersi, ma anche ad avere un pensiero. Ecco, io ho riflettuto molto in queste ore pensando a questa iniziativa. Io non so se mi sbaglio, ma penso che prima ancora che trovare formule politiche, formule tattiche, alleanze, non alleanze, avete visto che il dibattito nel nostro paese in queste giornate è tutto incentrato su questo, no? La sinistra dovrebbe stare assieme, ma molto probabilmente la sinistra perderà perché vi dividete, insomma le cose che sentite tutte le sere nei talk show. Io credo che ancora prima di questo sia importante ricostruire un pensiero di sinistra. Noi forse abbiamo smesso di lavorare in questa direzione, o almeno alcuni di noi hanno smesso, non certamente chi è seduto a questo tavolo, perché li conosco personalmente, perché so quanto si stiano sforzando per provare a dare un segno nuovo alla sinistra nel nostro paese e in Europa. Quindi dobbiamo costruire un programma, costruirlo o almeno aiutare tutte le forze europee di sinistra a costruirlo. E io condivido molto l'analisi che la sinistra sia diventata il bersaglio principale dell'antipolitica e dei populismi. Quindi serve una vera e propria svolta politica, qualcosa che ci consenta di ritornare ad essere riferimento soprattutto del mondo del lavoro e soprattutto delle nuove generazioni. Perché vedete, noi sembriamo essere i principali accusati e raccogliamo più di altri l'ondata di movimenti, di sentimenti contro la politica. Quella grande protesta che è contro le classi dirigenti colpisce in modo particolare la sinistra, a volte anche in maniera impropria. Non penso che avremo senz'altro delle responsabilità, forse altri ne hanno anche più di noi, eppure la crisi maggiore colpisce le forze di sinistra anche laddove non governiamo. Questo perché molto probabilmente ci si aspettava delle risposte sui temi del lavoro, come dicevo prima, sul tema dei giovani, sul tema delle disuguaglianze, e molte volte non abbiamo trovato le parole giuste per farci credere e soprattutto per far comprendere il nostro progetto. E come dicevo, anche laddove non abbiamo governato e ci presentiamo alle elezioni, e molte volte siamo quelli più colpiti, diciamo, dal voto negativo da parte degli elettori. E quando le cose vanno bene, tra virgolette, diventiamo, qualcuno ha detto qualche anno fa, scrivendo un saggio, dei junior partner, cioè dei piccoli partner di coalizioni più grandi. Cioè non siamo mai noi che abbiamo, diciamo, la possibilità di guidare il paese. In Italia ovviamente questa cosa si è aggravata anche dal fatto perché abbiamo governato il paese per questi 5 anni, almeno noi o molti di noi
fino ad alcuni mesi fa, e ovviamente non è stato governato come andava governato. Questa è la mia opinione. Abbiamo fallito, non abbiamo dato le risposte complete per quanto riguarda il lavoro, non abbiamo dato le risposte complete per quanto riguarda la scuola, anzi direi che sulla scuola abbiamo fatto un disastro. Io, come altri seduti a questo tavolo, non abbiamo votato le riforme che sono state proposte dal governo Renzi, ma questo non esime la sinistra, diciamo, dall'interrogarsi. E quindi, come dire, anche noi, alcuni di noi che magari hanno creduto o sperato negli anni passati che la globalizzazione potesse essere la risposta a tutti i mali del paese, in realtà si devono ricredere molto, molto velocemente, perché la globalizzazione selvaggia, seguita ovviamente dalla crisi economica, ha colpito in modo particolare le protezioni e i diritti sociali, aumentando a dismisura le disuguaglianze. Ecco, io insomma credo che le riflessioni di oggi dovranno essere svolte soprattutto su questa linea, su questa traccia, e noi dovremo provare a dare un aiuto anche a chi va a votare, chi si esprime dovrà esprimersi in queste settimane. Dovremo riempire di contenuti la nostra azione politica. Come dicevo prima, sono molto preoccupato della piega che sta prendendo la nostra campagna elettorale nel nostro paese, una campagna elettorale dove si rischia di non parlare di questioni che riguardano le persone, ma si rischia di parlare di tutt'altro. E quindi insomma ci sono in Europa delle fiammelle che a sinistra che in qualche maniera danno delle speranze. C'è una fiammella in Francia, c'è una fiammella forse ancora più grande in Inghilterra, l'esperienza sviluppata con le ultime elezioni in Germania è stata un'esperienza che io giudico negativa, anche per insomma, il risultato che sarà presentato nelle prossime settimane. I socialisti tedeschi sono ovviamente partiti con l'idea di fare e di costruire un'alternativa agli anni della grande coalizione, e in realtà fra pochi giorni insomma, molto probabilmente ritorneremo al punto di partenza. Ecco, noi voglio chiudere su questo. In Italia abbiamo un'ambizione diciamo un po' più grande, che è l'ambizione di provare a costruire quella sinistra che tanti vorrebbero, quella sinistra che riduce le disuguaglianze, quella sinistra che parla e crea posti di lavoro, quella sinistra che usa toni e termini più radicali rispetto a quelli che abbiamo usato fino adesso, perché usare toni radicali non vuol dire isolarsi, ma vuol dire fare delle scelte, cioè noi dobbiamo scegliere da che parte stare, e io credo che ci sia un grandissimo spazio per stare dalla parte giusta, e questa parte ovviamente è quella delle persone che stanno meno bene, e in Italia, nonostante alcune diciamo cose che vengono dette, non possiamo certamente dire di stare bene. La ripresa in Europa c'è stata, ma non è un caso che l'Italia comunque sia fanalino di coda anche per quanto riguarda questa ripresa. Quindi insomma ragioniamo di questo. L'ultimissima cosa che voglio dire è noi non è che non abbiamo avuto il nostro paese in questi anni delle opportunità. Per esempio i nostri governi sono andati in Europa a chiedere flessibilità, e la flessibilità, come avete visto, non è stata usata per creare posti di lavoro, non è stata usata per fare politiche del lavoro, è stata usata molte volte per chiari fini elettoralistici. In Italia si è sviluppata una politica dei bonus che secondo me non ha portato bene non soltanto alla sinistra, ma non ha portato bene neanche per quanto riguarda i risultati finali. Quindi insomma 2 giorni molto importanti. Voglio ringraziare il gruppo europeo per aver scelto Venezia, voglio ringraziare tutti voi per essere presenti, e credo che sia il miglior inizio per partire con la nostra campagna elettorale. Grazie molto.